e benvenuti al recital lirico degli allievi della masterclass del maestro Gregory Kunde. Questa serata è inserita all'interno dell'Atelier Internazionale della Musica, 12ª edizione, direttore artistico Gianfranco Pappalardo Fiumara, che saluto e ringrazio, è qui presente stasera. Grazie. Ci troviamo con il maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara, direttore artistico dell'Atelier Internazionale della Musica, con il quale Sicilia Opera Academy ha stretto una partnership strategica e che, dato il successo, sarà sicuramente riconfermata anche per l'anno prossimo. Maestro Pappalardo, che impressioni ha tratto da questo concerto che si è svolto stasera, questo concerto conclusivo degli allievi della Masterclass di Kunde, e dalla conoscenza di questo enorme, grande maestro quale appunto Gregory Kunde? Il concerto organizzato dalla Sicilia Opera Academy in collaborazione con l'Atelier è stato un concerto di alto prestigio sotto il profilo interpretativo. Abbiamo potuto ascoltare le più celebri pagine dedicate ai 150 anni di Unità d'Italia, indubbiamente promosse e proposte da un'equipe operistica molto importante e selezionata, degna appunto del nome del maestro Gregory Kunde, che io ho avuto modo e l'onore anche di conoscere, un artista importante, forse il tenore, anzi indubbiamente il tenore in assoluto oggi è più importante della giovane generazione dei tenori lirici. Indubbiamente, come dicevi tu, si riproporrà per il prossimo anno la collaborazione con la Sicilia Opera Academy, perché l'Atelier Internazionale della Musica vuole sempre internazionalizzare i propri rapporti. La Sicilia Opera Academy propone eventi musicali di alta qualità. Grazie al maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara. Ci troviamo con Riccardo Palazzo, il più giovane frequentante la masterclass di Gregory Kunde. Riccardo, allora, che emozioni, quali insegnamenti hai ricevuto dal maestro? Sicuramente il maestro Kunde, con la sua vastissima esperienza, personalmente mi ha sicuramente arricchito. Ma quello che colpisce del maestro Kunde, che ha colpito tutti i frequentanti appunto questa masterclass tenutasi a Catania, è l'estrema umiltà e la naturalezza con la quale il maestro si è approcciato a noi, e questo comunque ci ha già dato tanto. È la volta adesso di ricevere i commenti e le impressioni sulla masterclass del maestro Gregory Kunde, del baritono Antonio Barbagallo e del soprano Luciana Di Bella. Cominciamo con Antonio Barbagallo. Allora, qualche suggestione, qualche emozione che ti ha lasciato questo masterclass del maestro Kunde? È un'esperienza molto interessante. Abbiamo lavorato con uno dei più grandi tenori del mondo, quindi sicuramente ha tanto da dare, tanta esperienza, tanta bravura, tanto stile, delicatezza, anche una persona eccezionale, oltre che un artista di altissimo livello. Questo contento, tu non lasciasti audace, tu non lasciasti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Bene, e invece un tuo commento? Cosa aggiungere? Ha detto tutto. Il maestro Kunde è una persona di grande generosità, di grande spessore, quindi non solo artistico ma anche umano, quindi quando insegna l'arte, insegna il canto, ma insegna anche il saper stare con gli altri nel mondo dello spettacolo, nel sapere anche affrontare dei momenti che per noi sono piuttosto intensi, quindi ci insegna la professione, ci insegna la performance.
Ci troviamo adesso con Manuela Cucuccio, giovane promessa della lirica internazionale. Manuela si è esibita al concerto della masterclass di Gregory Kunde, stasera con un'aria di Gounod, Je vis vivre dall'opera Romeo e Juliette, regalandoci davvero un'interpretazione fantastica con un acuto finale da brivido. Manuela, allora ci racconti le tue impressioni su questa masterclass di Gregory Kunde? Allora, io sono molto felice di aver potuto partecipare. Il maestro Kunde è una personalità molto importante nel mondo della lirica, ha una carriera ventennale alle spalle, sono orgogliosa di frequentare i suoi corsi. Devo dire che è anche una persona molto disponibile, ci mette a nostro agio. Devo dire che sono molto contenta di frequentare, è un orgoglio per noi in Sicilia. Siamo stati proprio la sede del suo corso, perché del suo primo corso in Europa, quindi per noi è una cosa molto bella. Di questo voglio dire, quindi ringraziamo Sicilia Opera Academy che ha organizzato la prima masterclass di Kunde in Europa. Grazie anche a te Manuela per averlo precisato.